Sì, allora diamo i dati di oggi. Allora Alberto, continua a decrescere la curva epidemica, però i nuovi casi continuano a crescere. 1401 sono i nuovi casi nelle ultime 24 ore su oltre 70.000 tamponi, questo è il dato delle ultime 24 ore. Aumenta purtroppo il numero dei deceduti, più 274 le persone che non ce l'hanno fatta, con il dato complessivo di 29.958, quindi significa che dall'inizio dell'epidemia a oggi siamo arrivati quasi a 30.000 persone che non hanno superato il coronavirus. I guariti di oggi sono 3.031 persone rispetto alla giornata di ieri e calano invece i malati, le persone che sono assistite dalla sanità nazionale, meno 1.904. Di conseguenza c'è una riduzione negli accessi della terapia intensiva, dei ricoveri e in isolamento domiciliare, cioè le persone che si curano a casa. Se vuoi Alberto abbiamo anche la Lombardia, certo, che sembra un po' la regione trainante. Purtroppo anche la Lombardia aumenta con i nuovi casi, oltre 720 persone rispetto alla giornata di ieri, con 134 deceduti, e c'è una notizia che arriva dalla Basilicata che scende sotto le 16 persone, quindi sotto le 16 unità di contagio, portando a oltre 300 le persone che hanno dall'inizio dell'epidemia a oggi avuto il coronavirus. Questa è la mappatura, la fotografia di oggi che arriva dalla Protezione Civile, dati che vengono monitorati e valutati. A te Alberto. Grazie Ilenia, grazie. E allora professore